Club Conegliano Vittorio Veneto e del Rotary Club Conegliano, che sono gli organizzatori di questa rassegna, che è patrocinata dal comune di Conegliano. Questa mattina abbiamo per i nostri 30 minuti di musica un giovane pianista, Leonardo Mabilia, il quale eseguirà uno appresso all'altro 2 brani. Naturalmente si può applaudire tra un brano e l'altro, ma tutto sarà continuativo, non ci sarà pausa, per rimanere nei 30 minuti che ci siamo dati come durata di questo concerto. Io vi ricordo come sempre di controllare di aver silenziato, meglio spento, il cellulare, vi auguro buon ascolto. Vi ricordo che per chi volesse rivedere a posteriori questo evento, che il tutto viene registrato da Vive TV, che è qui presente con un operatore e che ci fa la gentilezza di permetterci di rivedere l'evento. Lascio adesso la parola all'assessore Cristina Sardi, assessore alla cultura del Comune di Conegliano, per un breve saluto. Buongiorno a tutti, vedo che sta diventando un club nel club, fra virgolette, ma è un club ben di partecipanti, di cittadini che apprezzano questi incontri brevi, delle chicche di musica, senza un impegno di ore di ascolto, con la leggerezza e la profondità che ci può dare la musica classica in luoghi così belli, dove risuonano le note nel tempo che questi luoghi rievocano, perché sono posti dove si sta bene e si ascolta la musica anche molto bene. L'amministrazione è sempre vicina a queste iniziative e è vicina anche a tutti i cittadini che vogliono parteciparvi, e quindi, siccome saranno continuative i miei discorsi, diciamo, non possono che essere sempre similari tra loro, e io vi lascio all'ascolto e vi ringrazio per la presenza, e ringrazio il Rotary Club Conegliano e Vittorio Veneto e il Rotary Conegliano, che hanno voluto proporre all'amministrazione questa serie di eventi, che vedo molto apprezzati. Grazie a tutti.
ragazzo, non sa niente. La biografia di solito. Leonardo Mabilia rappresenta la scuola Clara Schumann, musica e cultura PS di Paese. È veramente una cosa, un fenomeno. Leonardo è un maschio, possiamo chiedergli quanti anni ha? 15 e mezzo. Io vi ricordo soltanto le caratteristiche del progetto che sono scritte nella quarta di copertina. Vi ricordo che tutto il progetto Concerti Meridiani è basato sostanzialmente sul volontariato. Il volontariato in primo luogo dei musicisti che suonano pro bono, suonano per la diffusione dell'ascolto della musica, per il buon nome delle loro scuole, per la diffusione della cultura musicale. Quindi invito tutti quanti ad essere generosi nel contributo volontario che richiediamo, naturalmente ognuno è libero di fare come crede, ma crediamo in questo progetto nel quale credono i giovani musicisti, nel quale credono le scuole che ci stanno pian piano si stanno aggiungendo a questo progetto che, come sapete, è iniziato soltanto il 1° di luglio di quest'anno, quindi speriamo che sia una cosa che prende piede e che possa essere di soddisfazione per tutti. Ecco. Sentite, in via eccezionale, senza vincolo per nessuno, chi deve andare vada, ma ho chiesto a Leonardo se ci fa la grazia, un altro pezzettino.